Grazie Anthony Moroni. È il portavoce di Autodeterminazione. Allora, io ho ceduto 3 dei miei minuti a Gavino Sale, dunque me ne rimangono solo 2. Volevo ringraziarvi anzitutto per questa grande manifestazione di democrazia e di partecipazione. Credo che nel momento in cui tutti dicono che la politica è odiata, in cui la gente non ha più fiducia in nulla, muoversi da ogni parte di Sardegna per essere qua in una domenica mattina e rimanere fino all'1:30 avendo la pazienza di ascoltare tanti interventi sia un grande momento di partecipazione democratica. Ho già detto in altre occasioni, in altre assemblee, credo che questa sia la 7ª o 8ª che promuoviamo come Sardos, tutte molto partecipate, di questo vi devo ringraziare, che per troppo tempo si è persa la capacità dell'ascolto. Nei partiti non si discute, nei partiti non si ascolta quello che pensa la base, quello che pensano i cittadini, decidono in pochi e quasi mai si decide purtroppo per il bene di tutti, ma si decide per le convenienze di qualche leader o presunto tale. Non è un attacco diretto a nessuno, diciamo che è un malcostume che è figlio di quello che la politica è diventata negli ultimi 25-30 anni. Siamo diventati così, sarà il berlusconismo, sarà chi ha scimmiottato il berlusconismo dall'altra parte dopo averlo combattuto, sarà il tempo della televisione, sarà il tempo dei social, dite quello che volete. Non avrei mai pensato che mi avrebbero fatto rimpiangere i tempi della politica in cui c'erano i partiti seri, dove si dibatteva a lungo, c'erano le tesi congressuali, si facevano le 4 del mattino in ambienti fumosi, c'era la vera lotta politica, c'erano le ideologie che oggi sono tanto condannate e contestate, ma c'era forse un processo democratico che coinvolgeva di più le persone. Devo dirvi un piccolissimo passaggio, lo faccio anche sulla mia persona. Io so per certo, e sapevo per certo già da qualche anno, che intraprendere questo percorso esponendosi ed avendo anche una certa visibilità e essendo un bersaglio grosso, non solo fisicamente, porta appunto ad essere attaccati, punta a dividere, punta ad avere persone che ti stimano, ad avere persone che invece non ti stimano legittimamente. Devo dire che le uniche amarezze di queste ore sono legate alle falsità che sono state propalate da alcune persone che hanno partecipato ai nostri eventi democratici, che hanno avuto la visibilità, hanno avuto la possibilità, come avete fatto tutti voi stamattina, di parlare liberamente. Noi gli abbiamo chiesto prima cosa avrebbero detto, noi gli abbiamo chiesto prima quanto avrebbero parlato, noi gli abbiamo chiesto prima perché erano qui e con quale scopo. Sono venuti, hanno potuto parlare, hanno potuto dire la loro, sono stati invitati in alcuni casi anche ai nostri tavoli a dire liberamente la loro. Oggi questi pochi signori, 2, 3, 4, 5, signori e signore, girano per altri tavoli, girano per i social network, girano per altri luoghi, mettendo in giro una falsità, cioè quello che qua dentro non c'è democrazia, che in questo tavolo, in questo progetto, in questo processo democratico non ci sia la partecipazione, ci sia anzi una volontà di comprimere, di apparecchiare tavoli sulla testa di altri e di non ascoltare gli altri. Questa è una grande amarezza, perché è una falsità, è una bugia. Ma vabbè, vuol dire che supereremo anche questa. Io credo che solo con i fatti le bugie si possono smentire. I fatti, chi li ha vissuti in questi mesi sa che sono diversi rispetto a come vengono raccontati. Il progetto di autodeterminazione nasce dalla generosità di molte persone, di molti sardi, persone che hanno ceduto un po' di sovranità, persone che hanno in testa un'idea grande, matura, normale della Sardegna, persone che si sono stancate di essere probabilmente spettatori, gente da ricattare, gente da contare. Io ho 1000 voti, io ne ho 2000, io una volta ho sistemato tuo cognato, un'altra volta tuo zio, poi se hai bisogno per tuo figlio passa da me, 3 mesi da interinale glieli facciamo fare, non c'è problema. Penso che sempre di più le persone si siano stancate di questo modo di fare ed è questo l'elemento scatenante che sta provocando una ribellione che per il momento è più tacita che visibile, ma io sono convinto ci sia nella società sarda. Va incanalata non verso la protesta per nulla, ma va incanalata verso un modo di fare nuovo. E avete ragione tutti quelli che lo hanno detto, non basta predicarlo, bisogna praticarlo. Sono professore di religione
lo dobbiamo praticare, con l'esempio, con le nostre storie, con quello che faremo, con quello non solo che proponiamo, ma con quello che faremo. Il programma che io ieri ho avuto l'onore di presentare a nome di tutti è veramente un frutto dell'ingegno collettivo. Ci abbiamo messo la testa a tutti e tutti ci siamo ascoltati e tutti lo abbiamo, chi tirato da una parte e chi dall'altra, e lo stiamo continuando a limare fino alla presentazione il 19 al Viminale, perché riteniamo che è giusto che rappresenti il più possibile, con umiltà, tutte le istanze, quelle che sono naturalmente democratiche, quelle che sono giuste, quelle che sono utili, secondo noi, per la Sardegna, e anche questo è un bel esempio di positività. Però dicevo, la generosità di persone che si mettono a disposizione è una grande novità, ed è una novità che non va sprecata. Fino all'ultimo eravamo indecisi se proporre ai nostri amici, alle persone che ci sostengono e che ci hanno nominato come loro portavoce e come loro interpreti del loro modo di vedere il futuro, del loro modo di vedere il futuro della Sardegna. Dicevo, abbiamo voluto decidere, aspettare fino all'ultimo per decidere se partecipare o meno a queste elezioni politiche. Alla fine è prevalsa la volontà di partecipare. Ho sentito molte interpretazioni, si vogliono contare, volevano dimostrare che c'erano, ci hanno provato con i 5 Stelle, ci hanno provato là, sono tutte stupidaggini, sono tutte cose che sono messe in giro da parte di chi vuole sabotare. C'è tanta gente che vuole lasciare lo status quo così com'è, perché ha piacere che le cose continuino ad andare così com'è. Sentivo Maurizio Onnis parlare di burocrazia. Non sottovalutate quello che vi ha detto questo sindaco coraggioso di un piccolo paese, di un territorio depresso, dove la gente va via, dove ci sono pochi soldi, dove forse si è persa anche la speranza. Lui ha raccontato su Facebook la vicenda degli alberi di olivo comunali che lui voleva che fossero sfruttati, il cui prodotto voleva che fosse sfruttato dalle persone del posto, e non c'è stata partecipazione. È dovuto arrivare uno da fuori, un imprenditore, un ristoratore da fuori, che ha preso per 50 euro quegli olivi e ne ha ricavato 1300 euro di olio. Quel signore ha dimostrato che si può fare, che l'orizzonte che Maurizio aveva visto da amministratore che appunto vede oltre rispetto a quello che è la realtà che è di fronte a tutti noi, si poteva fare. Ecco, questo che noi stiamo cercando di dire: non abbiate paura, si può fare. Quello che noi oggi stiamo proponendo, quello che voi state proponendo con il vostro sostegno e con quello che sto per chiedervi per il prossimo futuro, si può fare. Abbiamo il dovere di farlo, abbiamo il dovere di farlo per i nostri figli. Siamo obbligati a farlo se non vogliamo passare inutili su questa terra. Mi riallaccio un'altra cosa che ha detto Maurizio per dire: sì, la burocrazia è un cancro non solo della Sardegna ma dell'Italia e di tutti i paesi occidentali che stanno troppo bene in Europa, e stavano troppo bene, forse per una questione appunto di situazione politica, economica, che era eccessivamente collusa con diverse entità che dall'esterno li hanno dominate. Io vedo tra il pubblico la nostra assessora Betta Falchi, che è stata assessore in quota Rossomori nella Giunta Pigliero e che ha provato a dare una mano a un settore centrale come quello dell'agricoltura in Sardegna, e se lei un giorno vorrà raccontare tutto quello che ha dovuto passare sia dal punto di vista politico che dal punto di vista burocratico, tutto quello che ha dovuto passare solo per aver provato a cambiare alcune cose, a portare una visione nuova all'interno di un governo che era stato promesso di discontinuità rispetto alla giunta di centrodestra precedente, e che, come sempre è accaduto negli ultimi 20 anni nell'alternanza fra centrodestra e centrosinistra italiani in Sardegna, è stato di assoluta continuità. La burocrazia regionale è quella che va scardinata, e a seguire tutto il resto delle burocrazie che comprimono le amministrazioni pubbliche. La vera novità deve arrivare anche da lì, non solo nella nostra indipendenza politica e di testa rispetto ai partiti romani. La nostra indipendenza e la nostra autodeterminazione deve essere messa in campo anche nel governo delle strutture che gestiscono la vita di tutti noi, e quelle strutture lì sono al servizio dei cittadini, non degli autonominati, dell'autonominata casta
che poi viene giudicata tutta a 10, non forse neanche per colpa degli stessi interpreti, ma per colpa di un sistema che così vuole autoconservarsi e autoproteggersi. C'è bisogno di scardinare anche e soprattutto quel sistema. Ultimissima cosa, questa non è la coalizione perfetta, questo non è il portavoce perfetto. Tutto quello che abbiamo fatto fin qui poteva essere fatto meglio e bisogna ammetterlo, bisogna dire, essere consci del fatto che noi non proponiamo la perfezione perché sappiamo di non essere perfetti, sappiamo di avere limiti culturali, di avere limiti caratteriali, di avere limiti di visione probabilmente, abbiamo tanti limiti, ne siamo consci, però c'è una cosa nella quale siamo diversi, abbiamo un approccio onesto, etico alla vita pubblica, abbiamo un approccio di amore nei confronti della terra che ci ospita, siamo fortunati di essere sardi, di essere in Sardegna ed essendo innamorati di questa terra vogliamo fare di tutto per farla stare meglio. Una cosa che non tradiremo mai è proprio questa ed è proprio questo il motivo per il quale l'orizzonte politico di questa alleanza è stato quello di non allearsi con i partiti italiani, non per una questione etnica, per una questione etica, ci manca una N, per una questione etica, perché abbiamo visto quello che è il modus operandi dei partiti italiani in Sardegna, delle classi dirigenti dei partiti italiani in Sardegna. Non hanno al centro della loro azione, della loro mente, della loro anima e del loro cuore il benessere dei sardi. Hanno invece altri orizzonti, hanno mutuato dalla partitocrazia italiana il pensiero che devo star bene io, i miei amici, i miei clientes, i miei sudditi. Questo è quello che noi non vogliamo e dunque non possiamo, se vogliamo fare la rivoluzione della quale parliamo, derogare su questo. Cioè non possiamo mettere il futuro della Sardegna, mettere il nostro impegno, l'amore che noi abbiamo di quello o di quell'altro purché sia. Avete sentito anche dal racconto di Flavio Cavizza prima. Abbiamo una bandiera oltraggiata in questo momento in Sardegna. Una bandiera che avremmo voluto qui con noi, a guidarci, a indicarci la strada dopo 97 anni di storia verso il riscatto del popolo sardo. E invece vediamo quella bandiera portata al mercato ed esposta in un'asta, in un mercato delle vacche, a chi offre di più. Offre di più la Lega, offre di più il PD, e la Lega e il PD pari sono? La Lega o il PD pari sono? E io e tutti voi, con tutto quello a cui avete rinunciato per essere qua, con tutte le rinunce che tutti noi abbiamo dovuto fare per essere qua e con tutto quello che abbiamo subito e ci prepariamo a subire per aver avuto il coraggio di essere qua, avrei dovuto mettere la mia vita, la vostra vita, nelle mani di uno che per stare meglio lui la metterà in mano a Salvini o a Renzi. Questo non succederà mai. Questo non succederà mai. E abbiamo, credo, una storia per poter dire che se diciamo che non ci vendiamo, non ci vendiamo. Per il resto, l'unità è un valore. L'unità non tanto dei partiti indipendentisti o l'unità dei partiti sovranisti, dell'autonomia, federalista. L'unità è un valore. L'unità fra persone per bene è un valore. L'unità fra persone che vogliono bene alla Sardegna è un valore. L'unità fra persone che ritengono che costruire un mega inceneritore a Macomer 3 volte dimensionato rispetto a quello che è l'ambito di Macomer, l'unità fra persone che pensano che quella sia una schifezza è un valore. Quello è il valore. Non è che se uno mi dice che è indipendentista e vuole costruire un inceneritore che inquina, che continua ad ammazzare i macomeresi, che serve per portare la spazzatura dal resto d'Italia, che serve per poter fare qualche assunzione perché così lui può avere qualche voto in più, l'unità con quello non è un valore. Noi siamo un'altra cosa, siamo in campo per rappresentare un'altra cosa. Perciò siamo qui per dire che l'unità mi può arrivare anche da una persona che ideologicamente può essere lontana da me in questo momento o può essere lo stato in passato, e noi ne siamo la dimostrazione, perché sulle cose da fare, su come la pensiamo, sul presente, sul futuro della Sardegna, ci siamo ritrovati uniti. Questo mondo è variegato,
il mondo non finisce oggi, sono le elezioni politiche il 4 marzo, poi dobbiamo continuare a lavorare sul piano culturale, della programmazione e tutto il resto, non solo per i prossimi appuntamenti elettorali, ma io dico che noi dobbiamo lanciare un forte appello di unità a tutti i sardi per bene, a tutti i sardi che nelle scorse elezioni regionali hanno votato per Sardegna Possibile, per Unidos di Mauro Pili. Io capisco chi dice ma Mauro Pili era di Berlusconi, era di destra. Io Mauro Pili lo giudico dalle battaglie che ha fatto. Le battaglie che ha fatto in questi ultimi anni sono battaglie per la Sardegna. Perciò se io oggi dovessi dire sono più vicino a Mauro Pili o a Paolo Maninchedda, mi dispiace deludere qualcuno dei miei alleati, io dico sono più vicino a Mauro Pili, ma perché lo giudico sulle battaglie che ha fatto negli ultimi 3-4 anni in Parlamento, lo giudico sul fatto che molto probabilmente rimarrà fuori dal Parlamento perché il suo partito non lo ricandida più e perché gli altri non lo candidano perché sono lontani da lui. Non è che sto santificando Mauro Pili, sto dicendo che dobbiamo avere l'onestà intellettuale di giudicare le persone da quello che fanno, da come si comportano. Se uno si comporta per il bene della Sardegna è un mio naturale alleato. Se uno, pure se dice di essere mio zio, mio fratello, mio cugino, di essere più indipendentista di me, si vende la Sardegna in cambio di una sua poltrona, quello non è un mio alleato. Questo è questo. Per chiudere, noi abbiamo deciso di andare alle elezioni politiche, abbiamo fatto una pazzia forse, però l'abbiamo fatto perché la motivazione per la quale io alla fine mi sono sempre astenuto, perché voi lo sappiate nelle discussioni che abbiamo fatto al nostro tavolo, finché anche io non ho detto che era opportuno farlo. Perché sono arrivato a questa decisione? Non per occupare uno spazio tout court, non per cominciare a misurarci per vedere quanti siamo, non per anche questo. Ma la cosa principale era: voglio contribuire insieme a tutti voi a togliere ogni possibile alibi a quei sardi che dicono non sono andato a votare, ho votato il meno peggio perché non c'era altro. Allora noi ci siamo con un progetto per la Sardegna, noi ci siamo con l'inizio della maratona che deve portarci ad essere indipendenti da ogni punto di vista. Ci siamo allacciati le scarpe, abbiamo provato a prepararci, abbiamo provato a fare un po' di allenamento, abbiamo cambiato alimentazione, siamo pronti per iniziare a correre la maratona, siamo tanti, qualcuno di noi alla fine arriverà, ci daremo probabilmente la staffetta, ci passeremo il testimone, non è importante chi è oggi il portavoce, chi è il leader, chi ha parlato oggi e invece chi non ha parlato, l'importante sarà chi arriverà a dare ai sardi quello che meritano, cioè l'autogoverno della Sardegna. Abbiamo bisogno di tutti voi. L'ha detto qualcuno, l'ha detto bene Corongiu, l'hanno detto anche altri. Abbiamo bisogno di un esercito di volontari, non abbiamo soldi, niente. Oggi nelle nostre casse ci sono 0 euro. Dunque non potremo fare, presumibilmente, l'attività pubblicitaria che gli altri faranno con i loro grandi apparati, con i rimborsi elettorali e con tutto il sistema di approvvigionamento. Per una parte arriva anche dalla finanziaria regionale, ma non voglio aprire capitoli dolorosi qua. Campagne elettorali dunque pagate da noi con emendamenti ad hoc nell'ultima finanziaria regionale, ma dico, non abbiamo soldi, non abbiamo la compiacenza dei mezzi di informazione, abbiamo solo la nostra buona volontà, abbiamo solo il nostro coraggio, abbiamo solo la nostra onestà, abbiamo solo il nostro amore per la Sardegna. Vi dico una cosa, siamo solo 200, 150, non so quante persone siano venute oggi, siamo molti di più sul mondo virtuale dei social, io non lo so quanti saranno alla fine i voti che questa coalizione prenderà. È solo un primo passo, sarà solo un primo passo per tutti gli altri voti che arriveranno, ma quello che è importante è oggi provare a far entrare in ogni bar, in ogni quartiere, in ogni paese, in ogni circolo, al mercato, a scuola, sul luogo di lavoro, provare a coinvolgere più persone possibili. La Catalogna ci ha dimostrato che quando c'è un popolo intero coinvolto e convinto si può resistere a tutto, persino alle manganellate. Ora noi non vi chiediamo di andare in giro a farvi manganellare, a farvi picchiare dalla polizia perché non c'è bisogno. Noi siamo pienamente inseriti nel confronto democratico, come vedete, vogliamo andare a cercare i voti convincendo le persone della bontà del nostro atteggiamento, della bontà del nostro progetto. Per farlo abbiamo bisogno di tanti volontari, di tante persone che, parlando con le altre, propalino
questa missione che noi ci siamo dati. Ecco, questo è l'unico appello che mi sento di fare a tutti voi, ai vostri familiari, ai vostri amici, alle persone che voi sapete possono condividere quest'idea. Se avete voglia di aiutarci, di fare i volontari, contattateci in qualche maniera. Se avete dei figli, dei nipoti, degli amici che sono bravi sui social e che vogliono mettere la loro bravura a disposizione di questa causa, aiutateci, perché è lì che possiamo fare un lavoro che diventa virale e che può coinvolgere i più giovani possibile. Abbiamo il dovere di provarci, abbiamo il dovere di ottenere un buon risultato, abbiamo il dovere di lanciare un segnale anche psicologico a questa terra, soprattutto ai più giovani. Abbiamo il dovere di lanciare un segnale di speranza. Guardate che ce la possiamo fare, guardate che ce la potete fare se vi impegnate. La vostra storia non è ancora stata scritta, non è detto che ve ne dobbiate andare a fare i camerieri da un'altra parte o a fare i ricercatori universitari dall'altra parte. Potete rimanere qui, prendere in mano la vostra vita e prendere in mano il futuro della Sardegna. Grazie. Grazie Anthony, grazie a tutti, credo che sia andata bene, sono stati quasi 30 interventi, ce la siamo cavata abbastanza bene direi.